In questa partita c'è un divario di esperienze di gioco tra il bianco e il nero. Il nero è molto più forte del bianco, un maestro di scacchi, e imposta una difesa francese. Ti ricordo che su mattoscacco.com trovi il corso completo sulla difesa francese, siamo in lancio e quindi il prezzo è molto basso rispetto a quello che è il reale valore. Bene, si va in questa variante dove il bianco decide ancora una volta di spingere F4 e giocare in maniera iperaggressiva. Guardiamo come va la partita. Inizia una partita dove il nero imposta un assalto di pedone, un pawn storm si chiama in gergo scacchistico, e la stessa cosa cerca di fare il bianco, ma non è così forte come quello del nero. Guarda come subito il nero riesce a prendere posto velocemente, che guadagna tempi, poiché qui ci sarebbe il tempo poi sulla donna, tra l'altro con scacco, quindi ora è più importante l'attacco del nero. Il bianco non riesce a portare a termine il suo attacco perché letteralmente non c'è tempo. Il nero continua ad accumulare pezzi sull'ala di donna, piccolo attacco insignificante, e adesso ovviamente cercando di tornare in difesa con tutti i pezzi arriva la potentissima pedone in C3. Non si può far finta di nulla perché c'è sotto la donna, si sposta la donna, si cattura questo pedone, cavallo in B3, attacco sulla donna nera, la donna si sposta e adesso ovviamente arriva cavallo in A4. L'idea è cavallo C3, scacco matto. Come difendere cavallo C3? Alfiere D2, l'alfiere D2 evita che il cavallo possa andare in C3, ma qui arriva il tema della deviazione. Arriva alfiere per G5, l'idea è che se mi catturi questo alfiere, arriva cavallo C3, matto. Come può proseguire la partita? Alfiere 1 cercando di tenere comunque, ma non funziona perché cavallo C3, scacco, devo darti l'alfiere altrimenti è matto, e qualsiasi cosa accada alla prossima arriva cavallo B4 e comunque arriva il matto. La situazione per il bianco è senza speranze, deve abbandonare.